La bomba all'alba, poi il tam tam tra giornalisti, la notizia è arrivata alle redazioni prestissimo, ma era nell'aria. Per la verità lo era da settimane, anzi da mesi, ma sulle proporzioni così vaste pochi avrebbero scommesso, perché sono 35 gli arrestati in seguito alle indagini partite quasi 3 anni fa da parte della Procura di Venezia sull'inchiesta Mose. Tanti nomi, ma soprattutto molti nomi eccellenti, spiccano tra tutti quelli del sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e dell'assessore regionale Renato Chisso. Ma è stato chiesto mandato d'arresto anche per l'ex ministro Giancarlo Galan, oggi senatore, per cui le procedure sono giocoforza diverse. Nella lunghissima lista anche 2 ex presidenti del Magistrato alle Acque, Patrizio Cuccioletta e Maria Giovanna Piva, ma gli indagati sono un centinaio e le accuse sono davvero pesanti: corruzione, concussione e riciclaggio. Dentro c'è di tutto: consiglieri regionali, imprenditori e gli immancabili esponenti delle forze dell'ordine corrotti. Il là l'inchiesta quando il pool della DDA scopre che l'ex manager della Mantovani per Giorgio Baita aveva distratto dei fondi relativi al Mose, le opere di salvaguardia per Venezia, in una serie di fondi neri all'estero. Il denaro, secondo l'accusa, veniva portato da Claudia Minutillo, imprenditrice ed ex segretaria personale di Galan, a San Marino, dove i soldi venivano riciclati da William Colombelli grazie alla propria azienda finanziaria BMC. Le Fiamme Gialle avevano scoperto che almeno 20 milioni di euro così occultati erano finiti in conti esteri d'oltreconfine che probabilmente erano indirizzati alla politica. L'altro pezzo importante è l'arresto di Giovanni Mazzacurati ai vertici del Consorzio Venezia Nuova, definito il grande burattinaio di tutte le opere relative al Mose. Anche indagando su di lui erano spuntate fatture false e tangenti, ma la sensazione è che si sia solo all'inizio.